Già a mezzogiorno il colpo d'occhio è suggestivo e impressionante. Mentre sul palco sfilano le maschere che saranno premiate dal pubblico per acclamazione, Piazza San Marco è gremita di quelle che a occhio e croce appaiono già 20.000 persone. Domenica scorsa l'evidentemente irresistibile attrattività del Carnevale di Venezia aveva richiamato in città 175.000 persone, molte delle quali poi confluite nell'area di Rialto per assistere al passaggio in Canal Grande del corteo acqueo della Pantegana, un sovraffollamento che aveva portato alla paralisi e relative polemiche. Anche oggi Venezia è piena, è una folla composta e ordinata, ma obiettivamente talmente numerosa da riempire ogni calle nella tratta che va dall'area marciana a Rialto. È il motivo per cui le iniziative sono spalmate su tutta la città. Campo San Geremia, Campo Santa Maria Formosa, Campo San Cassian, San Giacomo dell'Orio, all'Esedra di Via Garibaldi. Il carnevale ovviamente è una macchina complessa, tanti attori che ci lavorano per far divertire le persone in centro storico, a Mestre, in terraferma, all'Arsenale con il water show, insomma ne abbiamo di tutti i tipi, i colori di maschere e di più. L'invito, perlomeno per chi già conosce i luoghi di maggior richiamo turistico della città, è quindi quello di partecipare alle numerose iniziative diffuse su tutto il comune. Inizia il carnevale diffuso in tutta la terraferma veneziana, in particolare in Piazza Ferretto e nelle aree limitrofe, con il palco di Piazza Ferretto. La sera grande appuntamento all'Arsenale con i due spettacoli alle 18:45 e alle 21, oggi e domani, e poi da giovedì 27 fino a martedì 4 marzo.